Cadetti alla partenza, cadetti alla partenza. Bravissima Elisa, bravissima. Perfetto. Molto bene. Bravissime. Categoria Dai Cate, con un 45. sorriso grande. Susi Frisoni, Paola Vignani e Licia Vai Placci. Annalisa, grande. Allora, prima Carol, sei classificata arrivata, sei un Susi mito. Frisoni della Olympus San Marino Atletica. Seconda classificata Paola Vignani, Atletica Faenza. Terza classificata Licia Placci, Atletica Faenza. L'applauso, bravissime. Grazie per essere arrivati. Uno giro, ecco qua i primi che arrivano. Allora, un'altra informazione molto utile sul sito dell'AVAP di Formigine, www.avap.formigine. Sì, ragazzi! Sul sito dell'AVAP che ci saranno tutte le foto di questa giornata qua. Comunque chi vuole adesso subito prendere visione delle foto all'interno del Forza! Vigi! Forza Simone, su dai, forza! Dai Morale, 2 giri! Eccola lì la pigliata. Io sono qua, Quando è finito? Allora sono in gara i cadetti, poi chiuderemo con la categoria dei giovanissimi, degli esordienti. Via un giro! Adesso si deve ragazzi andare, un giro! Un giro ragazzi, un giro! Tanto ringraziamo ancora una volta in particolare tutte le società, i gruppi sportivi che quest'oggi si sono presentati. Vai Simone! Il campionato regionale per le società di corsa campestre. Questa era la seconda prova per le categorie. Forza ora, dai! Per le categorie giovanili, le gare che sono in programma in questo momento avranno un'altra prova, la terza e l'ultima prova. Sì, vai, vai! Ultimo giro! Bravo Gaetano, Un ringraziamento anche al Comune di Formigine che come sempre concede questo bellissimo spazio per le campestre, quindi ricordiamo anche tutte le campestre che vengono svolte, tutte quante sotto l'organizzazione della Primavera Atletica di Formigine. Tutte le classifiche sono esposte all'ingresso del parco dove sono stati consegnati i pettorali. Forza! Attenzione, ecco qui il battistrada della prova cadetti. Diamo un bel applauso a chiudere e vincere questa seconda prova del campionato regionale di società. Bravissima! Ecco, una volata per il secondo posto.
Vai! Vai, vai! Allora, siamo alla premiazione delle categorie ragazze. Se si raggiunge anche il sindaco di Formigine, facciamo la premiazione. Categoria ragazze, allora, indichiamo nella zona delle premiazioni Monica Venturelli, Asia Cordi, Greta Dalla Libera, Francesca Pedocchi, Silvia Incerti e Lucia Quaglieri. Per cortesia, venire qui al palco delle premiazioni, cominciamo a radunarci. Bravo! Vai, scatta! Ma anche Francesca Pedocchi. Allora, la polisportiva Arceto. Vai tu! Siamo già pronti per le premiazioni. Sta arrivando, perfetto. Allora, portare il palco. Tutti e sei, dietro. Allora, partiamo dalla sesta classificata. Sesta classificata, Lucia Quaglieri, Società Vittoria, per il nostro sindaco. Quinta classificata, Silvia Incerti, Polisportiva Arceto. Quarta classificata, Francesca Pedocchi, Polisportiva Arceto. Terza classificata, Greta Dalla Libera, Cus Ferrara. Seconda classificata, Asia Cordi, Calcestruzzi Corradini. Prima classificata, Monica Venturelli, RCM Casinaldo. Ecco qua, un bel applauso. Allora, tutti i ragazzi e le ragazzine, categoria esordienti alla partenza. Gli esordienti tutti alla partenza. Bravissimi, complimenti. Un attimo solo. Allora, domani ci saranno le foto sul sito dell'ABAP di Formigine. Poi chi vuole già visionare il book fotografico è già disponibile all'interno del parco. Quindi sono Allora ricordiamo che le classifiche sono tutte esposte sulla vetrata all'ingresso del bar, dove sono stati consegnati i preparati. Allora, sulla linea di partenza... Questo qua che mi dico, almeno per farti terminare. È quello con la città vicino a Francesco, quello piccolino, esatto, sì. Esatto. Sì, l'anno scorso, proprio, è piccolino. Vai, prendi! Qua. Sono tutte le oche qua. Avanti Cirigliana, avanti Cirigliana. Avanti.